San Gavino e in cui cercheremo di ricostruire, non dico momento per momento, ma nel limite, anche a grandi linee, però sempre in modo attento, l'insediarsi dell'uomo e ciò che lui ha realizzato e le testimonianze che di ciò che lui ha realizzato sono giunte sino a noi. Come avete visto dalla sigla, diciamo nel territorio di San Gavino ci sono state diverse civiltà che ci hanno lasciato diverse strutture, da quelle più recenti, come avete visto, la fonderia, le architetture, la chiesa di Santa Chiara, il convento, la chiesa di San Gavino, ma anche strutture di più antica data, pensiamo alle strutture nuragiche o anche tempi non molto così lontani come il periodo romano, dove c'erano dei ponti a tre archi, delle ville, pensiamo agli insediamenti di tipo punico, però in effetti l'uomo a San Gavino non si è presentato o non ha lasciato testimonianza a partire dal periodo, ma è da periodi molto più antichi che si è insediato nel territorio di San Gavino. E a partire dal 2600 possiamo grosso modo calcolare, l'uomo è arrivato in quest'area occupata oggi dal villaggio di San Gavino. Chi era quest'uomo che si è insediato e ha creato il suo bel grosso villaggio nel territorio, anzi dove oggi c'è l'abitato di San Gavino? È un uomo a cultura, noi in Sardegna tendiamo a dire una cultura di tipo di San Michele. Per chiarirci l'idea, è quell'uomo che usava il vaso triplo. È un uomo che in effetti viene da molto lontano. La sua cultura è una cultura che ha origini molto antiche. È arrivato a San Gavino colonizzando passo dopo passo le rive del fiume, di questo fiume che percorre il territorio di San Gavino e va a finire nel Marcedì. Ebbene, noi lo dobbiamo percorrere in senso contrario questo fiume se vogliamo capire da dove è arrivato quest'uomo. Se noi osserviamo seguendo la corrente del fiume arriveremo al Marcedì e ogni tot di chilometri, un certo numero di chilometri, l'uomo si creava un villaggio, colonizzava nuove terre. Perché? Perché voi dovete immaginare un uomo contadino, un agricoltore che coltivava la terra con mezzi molto semplici, molto elementari, e gli serviva una terra fertilissima, quasi paludosa, perché forse da dove proveniva era abituato a coltivare in questo modo, oltre che gli strumenti. Ebbene, lui parte dal Marcedì, e se noi osserviamo il lato sinistro del fiume Man, vediamo che ogni tot di chilometri sono degli insediamenti, sino a giungere a questo di San Gavino. Dicevamo che un uomo a cultura di San Michele costruisce delle capanne di tipo a pianta, diciamo, ovale, l'alzato è in mattoni crudi o argilla, diciamo, fissata su un'intelaiatura lignea, e una copertura, diciamo, con delle frasche. Usa la testa di mazza, usa vestirsi intrecciando le erbe del territorio, lavora alle granaglie che coltiva, e parte di questi uomini, oltre che lavorare il legno, raccogliere il miele e lavorare la pietra, andavano a caccia nel territorio, nel retroterra, e andando nel retroterra scoprirono anche il Monte Arci. Ok, per ora ci fermiamo qui, ci sentiamo alla prossima